Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Rieccoci carissimi amici di RPL, ribentornati qui con noi. In collegamento telefonico con noi in questo momento c'è Andrea Dara, amico di RPL, deputato della Lega. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora più tardi faremo sentire appunto l'intervento del vice ministro Dario Galli. Andrea, parliamo di economia, parliamo un po' di flat tax, no? È uscita una notizia pubblicata anche dal ministro Salvini, 9 anni al 7% per i pensionati che rientrano dall'estero. Ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Il tema è semplice, abbiamo sentito spesso e volentieri che diversi nostri pensionati, una volta raggiunta l'età, preferiscono andare via dall'Italia perché l'Italia ha dei costi esagerati e si trasferiscono ad esempio in Portogallo piuttosto che in Romania o altri paesi comunque dove il costo della vita è molto basso, e passano lì il resto della loro vita in questi paesi dove il costo della vita è molto basso. L'intenzione nostra è quella di portare a 9 anni il numero con un vantaggio dove la tassazione sarà pari al 7% per chi già è all'estero e vuole ritornare in Italia. Sempre più anche nella mia provincia piccola di Mantova accadono fatti di questo tipo, tanto è vero che un mese fa una persona a me cara ha deciso di trasferirsi in Portogallo perché con la pensione che percepisce in Italia là fa una vita degna e la tassazione naturalmente è bassa. Il nostro obiettivo è quello di riportare i nostri pensionati in Italia. L'Italia tutto sommato ha anche zone molto, molto belle che magari vengono sfruttate poco, e l'intenzione, almeno da quello che ho preso anch'io nell'emendamento che è stato depositato e discusso alla Commissione Bilancio della Camera, è proprio quello di far sì che queste persone possano tornare nel nostro paese, magari in quei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti che spesso e volentieri vengono da tempo, sono desertificati. Tante persone, oltre i ragazzi che se ne vanno dall'Italia, la famosa fuga dei cervelli, anche i pensionati se ne vanno, quindi la sintesi è un po' questa. Benissimo. Senti Andrea, dobbiamo dare una notizia, un'ultima ora. Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato a Roma per un arresto cardiaco, è in rianimazione. Poi vediamo che altre notizie ci sono dell'ultima ora. C'è un'altra notizia che riguarda appunto un carabiniere travolto e ucciso da un automobilista in stato di ebbrezza, la patente è ritirata già nel 2018. Vediamo se ci sono altre notizie. Sulle comunali in Sardegna, abbiamo detto prima, Cagliari vince il centrodestra, Truzzu sindaco, e Sinai è al centro-sinistra. Vediamo un po', oltre a Cagliari e Alghero dove ha vinto il centrodestra, e Sinani che è andato al centro-sinistra, sono due gli altri comuni della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che andranno al ballottaggio il prossimo 30 giugno. Su questo Andrea, tu che ne pensi sulle elezioni in Sardegna? I risultati sono stati ottimi, voglio ricordare anche i risultati alle europee, le recenti regionali che sono stati mesi fa. La tendenza è che sui territori a livello comunale il centrodestra viene premiato, ancora di più viene premiata la Lega, e sono dal mio punto di vista ottimi risultati. A livello nazionale abbiamo aumentato il numero dei nostri sindaci e il numero delle amministrazioni portate via che sono passate dal centro-sinistra al centro-destra. Io voglio ricordare, sempre perché parlo e provengo da Mantova, che noi nella nostra provincia dopo 78 anni siamo riusciti a conquistare 3 amministrazioni che erano state sempre gestite dal centro-sinistra. È evidente che i cittadini vogliono il cambiamento, e a maggior ragione, visto che ci è stato dato questo consenso, dobbiamo dimostrare di essere in grado a portare avanti questo cambiamento.
Sì, senti Andrea, ieri c'è stata un'intervista a Rai 3 di Bagnai, no? Che dice si cerca incidente con l'Unione Europea, rischio modi mafiosi. Se così fosse, Tria opporrebbe un fermo no. Raccontaci un po' cosa ha detto Bagnai. Ma semplicemente anche in questo caso ha detto la verità di quel che è accaduto poi negli ultimi anni, negli ultimi 8 anni. Abbiamo tutti i governi che si sono succeduti, hanno sempre eseguito gli ordini impartiti da questa Commissione europea, ordini che non hanno fatto altro che mettere in ginocchio questo paese. Io voglio ricordare, lo dico un po' in tutte le trasmissioni in cui vengo invitato, che nel 2012 questo paese aveva un debito pubblico di 1950 miliardi, siamo arrivati al 2018 a avere un debito pubblico pari a 2350 miliardi. Tante nostre aziende, simbolo di questo paese, sono fallite o comunque sono state acquistate da aziende francesi o aziende tedesche o aziende fuori dall'Unione Europea. E tante direttive portate avanti dall'Unione Europea stessa hanno messo in ginocchio l'intero paese. Se parliamo dell'agricoltura, hanno fatto direttive che sono andate in contrasto e sono andate contro l'agricoltura italiana, perché l'agricoltura italiana è totalmente differente dall'agricoltura del nord Europa. Hanno fatto direttive per avvantaggiare alcuni stati, e anche nel mondo dell'industria. Noi sappiamo benissimo che l'industria italiana è composta dal 95% di aziende piccole e medie, che sono totalmente diverse dalle aziende degli altri stati, che sono grandissime aziende. Bagnai non ha fatto altro che dire: voi ci state ricattando, voi ci state dicendo che se non eseguite i nostri ordini vi mettiamo in infrazione. Questo effettivamente è una minaccia. Eseguire sempre gli ordini che poi vanno a danneggiare le nostre imprese, il nostro mondo dell'agricoltura, i nostri cittadini, è inaccettabile. Io voglio ricordare, visto che anche in questa trasmissione Bagnai ha accennato la questione dell'euro, io voglio ricordare ai radioascoltatori che l'euro effettivamente ci ha creato dei problemi. Nel 2001 questo paese aveva un PIL pro capite pari al 18% in più della media europea. Dal 2001 ad oggi il PIL pro capite italiano è almeno 5% in confronto alla media europea. Siamo gli ultimi, siamo il 27° paese sui 27, da anni siamo dietro la Grecia. Quindi continuare a seguire quel che ci dicono dall'Europa, secondo noi, è un errore, e davanti a noi troveranno sicuramente un forte no. Se dobbiamo andare a tagliare e fare macelleria ancora sociale come fece Monti nel 2012, dal nostro punto di vista assolutamente ci sarà una risposta negativa. Senti Andrea, cosa è successo a Roma, no? Perché c'è stata un'aggressione, no? A 4 ventenni a Trastevere, no? Per una maglietta, no? Toglietevi la maglietta del Cinema America, siete antifascisti, ci racconti un po'? Beh, guardi, io ho seguito proprio in queste ore quel tema. Non mi appassiona molto, ma le posso dire che se in Italia siamo ancora qui a discutere di fascismo o antifascismo, per noi è un tema totalmente passato, che riguarda il passato, lo riguarda sia per il fascismo, ma ci riguarda anche per il comunismo. Ormai queste storie lo leggiamo nei libri. Chi ancora dichiara che ci sono in Italia partiti fascisti o antifascisti, certo ci sarà sicuramente qualcuno, ma è lo 0, o l'1% che richiama ancora a questi fatti, però oggi abbiamo altro a cui pensare sicuramente. Non sono i temi, c'è qualcuno che ci sta provando, soprattutto il centro-sinistra continua, non sapendo più cosa proporre per questo paese, rievoca questi fatti che sono ormai i libri di storia. Sì. Senti Andrea, questa settimana, no, nella tua commissione attività produttive anche alla Camera, cosa c'è in programma? Guarda, questa settimana sinceramente non so quel che riusciremo a fare, perché probabilmente ci sarà la fiducia
sul decreto crescita e per regolamento probabilmente si sospenderà 24 ore tutte le commissioni e anche i lavori d'aula. Quindi valuteremo nelle prossime ore i lavori come saranno, come si evolveranno. C'è di certo che in commissione in questo periodo, in questa settimana precedente anche questa, si sta discutendo molto sul tema del turismo, tanto è vero che con il ministro Centinaio abbiamo lavorato in queste settimane per far ripartire questo settore che è fiore all'occhiello del nostro paese e sicuramente ha bisogno di riforme per far sì che possa essere migliore di quello che è stato nel passato. Quindi ci saremo concentrati sul decreto crescita ma anche sulla questione turismo. Benissimo, allora Andrea, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille ad Andrea Dara, deputato della Lega. Adesso sentiamo il vice ministro Dario Galli. Una procedura di infrazione a evitare a ogni costo, anche cedendo su tutta la linea? No, sicuramente la procedura va evitata, nel senso che banalmente è ovvio che sono comunque cose negative al di là della sostanza effettiva a cui poi potrebbe dare eventualmente origine, ma in ogni caso chiaramente qualcosa da evitare, anche perché oggettivamente tenendo conto dei numeri che la Commissione, l'Unione Europea per le sue regole chiede, l'Italia non è particolarmente fuori rispetto ad altri paesi. Il deficit reale di quest'anno sarà un po' più basso di quanto preventivato dalla stessa Commissione l'anno scorso per il 2019, quindi rispetto ad altri paesi che invece avranno un deficit decisamente più alto e hanno comunque problemi equivalenti se non peggiori dei nostri, non si capisce perché per la prima volta per un paese fondatore si dovrebbe fare una cosa del genere. Senta Galli, fondatore, ma soprattutto contributore netto, non dimentichiamolo mai che noi abbiamo tutte le difficoltà che abbiamo, ma sono 20 anni che diamo 6 miliardi netti in più all'anno al bilancio dell'Unione Europea, quindi abbiamo accumulato 100 e passa miliardi solo negli ultimi anni di proprio credito nei confronti dell'Unione Europea, e poi siamo qui ad essere bacchettati e pontificati da paesi che invece dagli stessi anni beneficiano anche dei nostri contributi. Senta Galli, ma si può sacrificare la flat tax per evitare la procedura di infrazione oppure no, quella va fatta? No, queste sono le cose di cui si discute sempre, ma di cui faccio veramente fatica a capire la ratio proprio logica. Cioè, il problema della flat tax non è una questione elettorale, non è che ci fa piacere oppure perché pensiamo di prendere un voto in più o un voto in meno dicendo o non dicendo certe cose. La questione è quello che si vuole cercare di fare nei prossimi anni per uscire da questa situazione. L'Italia, ma devo dire anche tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è ormai da anni l'unica macro area economica del mondo rispetto alle altre grandi, quindi Stati Uniti, Cina, India e gli altri paesi emergenti, che di fatto non cresce o cresce pochissimo, ha la disoccupazione più alta di tutti gli altri, però persegue sempre in maniera proprio viscerale questa questione della stretta di bilancio a tutti i costi e dell'atteggiamento monetaristico e ragionieristico dei bilanci pubblici degli Stati membri. Quindi il problema non è tanto della Lega o dell'Italia e basta, cioè vogliamo far capire a tutti, e credo che qualcosa cominci, come dire, a rompersi nella diga perché i problemi cominciano ad avere anche gli altri, ecco, cercare di far capire agli altri che questa politica seguita fino ad oggi non va bene, quindi nessuno dice di fare chissà quali disastri, ma almeno ragioniamoci in maniera libera mentalmente e vediamo di individuare qualche sistema diverso per far crescere l'Eurozona. Per l'Italia la flat tax risponde ad un'esigenza particolare, che è quella che c'è una tassazione, soprattutto nel mondo del lavoro, esageratamente elevata. Questa è una delle cause che tiene bassa, come è successo negli ultimi anni, addirittura negativa, la nostra crescita. Quindi non è un problema della Lega o di questo governo, è un problema dell'Italia. Galli, manovra correttiva no, giusto? No, ma su quello ci sono delle cose che continuano, come dire, ad essere chieste, ma siamo stati chiari: nessuna manovra correttiva, nessun intervento sull'IVA, nessuna patrimoniale, nessun intervento sui conti correnti. Primo, perché sarebbe comunque al di fuori di ogni logica dei partiti che sostengono questo governo, e in particolare nostra della Lega, ma soprattutto perché non ce n'è assolutamente la necessità, nel senso che i conti
che, come sono stati detti, ricordato appunto, si stanno preparando, si sta spiegando, diciamo, agli altri membri delle istituzioni europee, sono comunque tutt'altro che fuori controllo. Il deficit, come dicevo prima, alla fine risulterà più basso di quanto preventivato. Il debito è alto in assoluto, certo, ma sostanzialmente non si muove. Ricordiamo che la Francia, che oltre ad avere il deficit previsto al 3,5, negli ultimi 8 anni, mentre l'Italia ha avuto un incremento significativo nei 2 anni di Monti, poi pian piano si è assestata, la Francia in 8-9 anni è passata dal 65% a quasi il 100% di debito pubblico. In termini assoluti, quindi non relativamente al PIL, la Francia oggi ha un debito più alto di quello italiano. Quindi voglio dire, magari dovrebbero preoccupare anche queste situazioni dove la velocità di crescita è decisamente più elevata rispetto alla nostra e rischia nel giro di qualche anno di superarci. Quindi credo che messe tutte queste cose insieme, alle difficoltà che ha anche la Germania, ricordiamo il 2% in meno di produzione industriale, l'1% di colpo in meno di previsione di crescita del PIL di quest'anno, i paesi iberici, Spagna e Portogallo, che sì, non so perché ultimamente sono stati sotto il Portogallo portati a esempio di non so che cosa, ma hanno anche loro debiti nell'ordine del 130, la Spagna comunque sempre il suo bel 20% di disoccupazione, non mi sembrano paesi proprio in grandissimo spolvero. Quindi alla fine in questa compagnia, e se a questo aggiungiamo che rispetto ad altri paesi, ribadisco perché non è marginale, noi siamo contributori netti da anni di 5-6 miliardi all'anno, sarebbe veramente una beffa che venissero a chiedere soldi a noi sotto forma di multa, a noi che già ne diamo 6 a babbo morto all'Unione Europea. Mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro e come uomo e l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di